Tra poche settimane saremo a Mosca, presenti come sempre all'importante fiera sul turismo, proprio per ribadire l'interesse che il Veneto ha per quel mercato. L'assessore al turismo Finozzi sfida l'embargo e vola in Russia. L'obiettivo dichiarato è di invertire la tendenza che, per fare l'esempio più eclatante, nel 2014 ha visto a Venezia un calo degli acquisti da parte dei cittadini russi del 9%. L'indagine è stata fatta da un'azienda specializzata in servizi per lo shopping dei turisti stranieri. Rispetto all'anno precedente, gli acquisti russi segnano un calo addirittura del 16%. Lo dobbiamo a due effetti. Il primo, quello delle sanzioni applicate dall'Europa contro la Russia, che ha disincentivato il russo a venirci a trovare, e il secondo del crollo pesante del rublo, che ha purtroppo fatto crescere a dismisura il costo di una vacanza in Europa e purtroppo ha causato questo crollo. Consola solo il fatto che i russi arrivati in laguna hanno speso mediamente di più rispetto ai connazionali transitati per Venezia in passato. A fare la parte del leone oggi ci sono i cinesi che hanno soppiantato di fatto i russi. Il loro gradimento e soprattutto la loro spesa vale il 30% del totale. Viene confermata la continua crescita delle presenze turistiche cinesi sul nostro territorio. Tra qualche giorno ospiteremo due importanti tour operator di questo mercato, perché la presenza turistica del mercato cinese è sparsa in tutto il nostro territorio. E la cultura è la motivazione più importante che accoglie e che attrae questo mercato.